Un buongiorno a tutti, io sono Luca Del Molin e sono stato invitato da Filmez per partecipare alla giuria internazionale e sono molto contento. La selezione è stata molto importante, la qualità molto elevata, film molto vari, da fiction e animazione, e devo dire che con i miei colleghi giurati c'è stata una intesa nel trovare poi selezionare i film migliori. Quindi mi fa molto onore essere qui e nella 40ª edizione del festival. Sì, anche perché comunque le pellicole erano circa una trentina e quindi diciamo che l'animazione l'ha fatta, diciamo, più da padrone, perché c'erano molti film d'animazione molto importanti e quindi l'animazione è stata quella più interessante, cosa che in Italia manca assolutamente. Perché in Italia, diciamo, il cortometraggio sì esiste, ma diciamo che l'animazione è molto difficile perché i costi sono molto elevati, mentre in Francia e negli altri paesi d'Europa l'animazione c'è, esiste e vengono realizzati molti film di qualità. Io praticamente ho curato nel giugno del 2014 un film festival a Erice in Sicilia, alla prima edizione, ed era un film festival internazionale con short film e arte contemporanea, quindi arte visive. Per il 2015 sto preparando un festival molto importante in un museo in Italia, a Trento, che il museo si chiama il Mart di Rovereto, e sarà un festival molto importante perché è all'interno di un museo istituzionale e si parlerà di arte e sarà un festival internazionale del cortometraggio.